Alleluia. Gloria al Signore, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Vogliamo leggere un passo, così come lo troviamo scritto in Seconda Re, capitolo 4, dal verso 38 fino al verso 41. Secondo Re, capitolo 4, dal verso 38 al verso 41. Gloria al Signore. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. Alleluia. Inizio la lettura? Amen. Forse non va il programma per trasferire in televisione il passo della Bibbia, ma chi ha la Bibbia può seguire il testo cartaceo. Va bene? A Dio sia la gloria. Amen. Eliseo se ne tornò a Gilgal e nel paese c'era carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande al fuoco e cuoci una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi uscì fuori nei campi per cogliere delle erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse delle colonquitidi e se ne riempì la veste. Al suo ritorno le tagliò a pezzi nella pentola dove era la minestra, perché non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono della minestra a quegli uomini perché mangiassero. Ma appena avrebbero assaggiato, esclamarono: c'è la morte nella pentola, a uomo di Dio. E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: allora portatemi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Sembra così a prima lettura una storiella, un episodio accaduto, ma oltre che una storiella, oltre che un episodio realmente accaduto durante il ministero di Eliseo, noi crediamo che è parola di Dio. C'è un significato profondo in questo testo che abbiamo letto e con l'aiuto del Signore vogliamo trarre questo significato. Amen. Intanto è un periodo nel quale c'era carestia. Era difficile trovare da mangiare. Ma vedete, proprio nei momenti di carestia, di difficoltà, Dio manifesta la sua gloria. Alleluia. Eliseo guidava, tra virgolette, questa classe di studenti, la scuola dei profeti, i discepoli dei profeti, e doveva provvedere anche a dare del cibo, far mangiare questi discepoli, no? Questi studenti. E in un momento di carestia dice a un suo servo: metti la pentola grande al fuoco e cuoci una minestra per i discepoli dei profeti. Vedete, in tempo di carestia dice: prendi una pentola grande, ci sarà qualcosa da mettere dentro la pentola. Gloria al Signore. È un'espressione, un comando: metti la pentola grande al fuoco, fai questo che ti dico, e presuppone però in chi riceve questa richiesta fede. Amen. Perché non dimentichiamoci che era in tempo di carestia. Ma ci sarà da mettere qualcosa nella pentola? La scrittura ci fa capire che c'era qualcosa da mettere in pentola. C'era già qualcosa provveduto. La provvidenza di Dio aveva già operato.
Gloria al Signore, io voglio dire, Amen. perché Dio sempre vede e provvede, vero? Alleluia, anche in tempi di carestia. Possiamo dire nulla manca a coloro che amano e temono il Signore, vero? Nulla mi manca, ognuno di noi può dire, anche in tempi di difficoltà. Certamente ci sono le difficoltà, alleluia, ma abbiamo il Signore, vero? Amen. Da pregare, da chiedere, amen? Non vogliamo scoraggiarci da quello che il tempo ci comunica, è il tempo di difficoltà, ci saranno difficoltà, sì, sarà pure vero, ma io credo alla parola di Dio. Amen. Dio mi dice che anche se passerà il cielo, la terra, la sua parola non passerà mai. E se Dio mi dice che anche in tempo di carestia Lui provvede, amen, io mi rivolgo a Dio, amen. Noi ci rivolgiamo al Signore come Chiesa, come credenti, come popolo di Dio, e Dio provvede sempre. Alleluia. Ma c'è anche qualcosa che dobbiamo comprendere. Uno di questi discepoli fece qualcosa che non doveva fare. Era stato già tutto appianato, già era stato provveduto. Nella pentola c'era già la minestra. Amen. Non so cosa entra in testa a questo discepolo. Forse non gli bastava, vedendo, non lo so, non gli piaceva quello che c'era, non lo so. Io so solo una cosa, quello che provvede Dio è sempre buono. Amen. Forse noi non siamo mai contenti, perché siamo sempre così fatti, no? Critichiamo sempre, è poco, è bello, è brutto, Ma se ce l'ha provveduto Dio, vogliamo dire grazie Signore. Amen. Alleluia. Invece questo discepolo esce fuori, va nei campi, ed è qualcosa che Eliseo non gli aveva detto. Va nei campi e raccoglie qualcosa che gli sembra buono, ma buono non è. Sembra buono, ma buono non è. E lo raccoglie, perché la testa gli fa dire così. Non lo so. Vogliamo dire che sia la testa? È la testa. La sollecitudine umana? La sollecitudine umana, che ne so. Qualcosa sarà stato? La disubbidienza? Sì. La poca fiducia? Sì. Ancora potremmo dire altre cose? La poca avvedutezza? Anche. Alleluia. E andare oltre quello che gli è stato detto? Anche. Alleluia. Il fatto è che raccoglie, forse aveva una veste, no? Mette in questa veste tutta esterno, contento, immagino, e arricchiamo questa minestra, e taglia, mette nella pentola, cucina, serve, già il primo assaggio, c'è la morte in questa pentola. Gloria al nome del Signore. Stiamo attenti. Ci sono cose nascoste che devono rimanere nascoste, non sono per noi. Amen. E neanche dobbiamo andarle a cercare. Perché a volte quando interveniamo noi, a volte, è sempre così. E aggiungiamo a quella che è la provvidenza di Dio il nostro agire. Facciamo solo danni. Amen. Vengono in mente qualche esempio nella parola di Dio. Per esempio, alle origini, vi ricordate? Nel paradiso dell'Eden, nel giardino dell'Eden, Dio aveva detto all'uomo: ma potete fare quello che volete, tutto vostro, solo quest'albero, guardatelo, ma non ne mangiate i frutti. Amen. Così era stato detto. Il serpente sfrutta quel lato nell'uomo che non si accontenta di quello che gli si dice, no? Ma Dio non vuole che tu sia come lui, perché
Quando tu mangerai di questo frutto avrai conoscenza del bene e del male, sarai come Dio. Tanto fece che l'uomo disubbidisce, fa oltre quello che gli è detto di fare. Un'altra che ha fatto oltre quello che gli è detto di fare, vi ricordate chi è? Una certa donna di nome Sara, no? Aspettate, avrete un figlio. Niente, non arriva. Diamo una mano a Dio, dai. Ho una serva. Ma perché devi fare oltre quello che ti è detto di fare? Ancora oggi ne paghiamo le conseguenze di quello. Sempre in guerra sono le discendenze, una di Ismaele e una di Isacco. Sono sempre in guerra ancora. Gloria al nome del Signore. Perché? Perché l'uomo non sa aspettare il tempo di Dio. O quando vede la provvidenza di Dio, vuol dire non gli piace. Vogliamo ancora di più. Da un lato è buono desiderare di più, ma atteniamoci sempre a quello che ci dice la parola di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Vedete, il male si nasconde. Il male si mescola insieme al bene, a volte. E a volte questa pentola è la nostra famiglia. Ci sono cose buone e cose che per nostra responsabilità vogliamo far entrare nella nostra famiglia e non c'è nulla di buono. Quello che c'è di buono viene nascosto da quello che non è buono. Vogliamo cose buone noi che vengono da Dio, amen. Amen. Vogliamo prendere dalla grazia di Dio, amen. Non vogliamo andare fuori, perché se andiamo fuori e vediamo i nostri occhi, siamo noi a scegliere. E scegliamo secondo quello che sono i nostri desideri, le nostre aspettative. Invece vogliamo dire, Signore, scegli tu per me. Amen. Vogliamo dire, Signore, io voglio fare la tua santa e buona e gradita volontà. Amen. Amen. Signore, fa che la mia volontà sia sottomessa alla tua volontà, Signore. Quello che tu mi dai è buono. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Certe volte pensando con mia moglie, riflettendo, diciamo non abbiamo niente, ma abbiamo avuto tutto. Nel senso, una casa, un tetto, non è una villa di lusso, è una casa. E voglio dire grazie, Signore. Perché poi pensi, certo non posso comprarmi una macchina nuova, però una macchina che mi sta durando, grazie a Dio, che è meglio di un camion. Quanti chilometri fa? Gloria a Dio. Quello che ci provvede il Signore è buono. Amen. Amen. Vogliamo imparare a dire grazie, Signore. Amen. Vedete, il Signore sa i pensieri che medita per noi. Pensieri di pace e di prosperità. Così è scritto nella parola. Io so i pensieri che medito per voi. Sono pensieri di pace e di prosperità per darvi un avvenire ed una speranza. Amen. E allora tutto ciò che viene dalla mano di Dio è buono. Amen. Amen. Alleluia. Trovarono la morte nella pentola. Immagino che già al primo cucchiaio che misero in bocca, che brutto. Qualcuno si sarà sentito anche male già al primo cucchiaio, non lo so. C'è la morte nella pentola. Oh uomo di Dio, E allora interviene l'uomo di Dio, Eliseo, e sa già cosa fare. Eliseo è figura di Cristo. Gesù sa sempre cosa fare.
Amen. Cosa gli dice? Portatemi della farina. Cosa si fa con la farina? Il pane. E lo facevano in modo semplice. Acqua e farina. E basta. Neanche il lievito c'era. Pane buono era. Amen. Gloria al nome del Signore. Datemi qua la farina, mettetela, versatela nella pentola, perché la parola di Dio è la soluzione per ogni male, Amen. per ogni veleno, amen. Per qualsiasi cosa che uccide. Amen. La parola di Dio è portatrice di vita. Amen. Alleluia. Il peccato è portatore di morte. Alleluia. E a volte siamo noi ad andare in cerca della morte. Santo. Gloria al nome del Signore. Vogliamo cercare e ricercare la vita. Amen. E la vita benedetta e gloriosa che è in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Vogliamo accontentarci delle cose che Dio ci ha dato. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Mi viene da pensare anche una cosa che può succedere. Vogliamo essere contenti anche della nostra comunità. Pochi amen. 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 Siamo pochi, non c'è nessuno che canta e non c'è questo e non c'è quello, non ci saranno tante cose. Mi assicuro che c'è la presenza del Signore. Amen. Alleluia. Poi c'è chi canta stonato, chi non sa suonare, tutto quello che volete. Però qui c'è la presenza del Signore. Amen. Amen. Alleluia. E dico grazie Signore, Amen. perché ogni volta ho possibilità di ascoltare la tua parola. Amen. 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 Alleluia. Poi ripeto, della chitarra elettrica possiamo farne a meno. Io non posso fare a meno della presenza del Signore. Amen. Amen. L'importante è che quando invochiamo il suo nome sentiamo che Egli è qui. Amen. E quando ascoltiamo la sua parola, lo Spirito suo ci dice: questa è parola mia. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo essere contenti delle cose che Dio ci ha dato. Amen. Alleluia. In tempo di carestia, quel profeta che dice: prendi la pentola grande. Non ha detto prendi quello che trovi, forse qualcosa troveremo da mangiare nella cantina. No, prendi la pentola grande, ci sarà qualcosa di grande. Dio provvederà, Dio provvede sempre generosamente. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Vogliamo ricordare a ciascuno di noi e alle anime nostre che noi viviamo per fede, ci muoviamo per fede, parliamo per fede, scegliamo le cose da fare per fede, viviamo per fede. Amen. Amen. Alleluia. E questo è quello che ci chiede il Signore: vivere per fede. L'epistola agli ebrei, al capitolo 11, nella definizione che troviamo di fede, no? È certezza di cose che non si vedono, dimostrazioni di realtà che non si vedono, ma che si sperano. C'è poi un versetto che dice: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Amen. E che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Significa che si accosti a Dio, se ti accosti a Lui, devi credere che ti stai accostando all'Iddio onnipotente. Amen. E se chiedi qualcosa e lo chiedi per fede, tu devi credere che otterrai quello che chiedi. Amen. Forse non sarà esattamente quello che chiedi, ma il tuo bisogno sarà sicuramente soddisfatto. Amen. Possiamo dire amen, gloria a Dio. Perché Dio è fedele, amen. Chi si accosta a Lui non rimarrà deluso. Alleluia. Gloria al Signore. Vedete, Ebrei, capitolo 11.
Versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Amen. Amen. Se tu cerchi Dio, non resterai deluso, riceverai sicuramente una ricompensa. Amen. Alleluia. In tempi di carestia, l'uomo di Dio, il servitore del Signore, può dire: prendi la pentola più grande che c'è, Alleluia. perché Dio provvederà in un modo generoso. Amen. Cuoci già la minestra che c'è, ci sarà la minestra. Gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Ma tu non fare di testa tua, fai quello che ti ho detto. E se facevano così, mangiavano già la minestra così com'era ed era buona. Ma grazie a Dio, Dio interviene e supplisce i nostri errori, vero? Amen. Lui solo sa rimediare ai miei errori e ai tuoi errori. Santo. È vero? Quanti errori che facciamo? Oh Signore, quanto sei buono. Alleluia. Che bello avere il Signore dalla propria parte. Io so che se anche potessi sbagliare in qualcosa, so che Dio può cambiare le cose e può cambiare i miei errori, li può far diventare benedizione anche per gli altri. Amen. Se nel mio cuore c'è sincerità e consapevolezza che non siamo niente, siamo nulla, siamo uomini fallaci. Chi opera, fa miracoli e fa del bene a ciascuno di noi è il nostro Dio, Amen. per mezzo del suo figliolo Gesù Cristo. Amen. Allora vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Vogliamo chiedere al Signore se c'è morte nascosta. Signore, fa che esca fuori e fa che per mezzo della tua parola possiamo trasformare questa morte in vita. Amen. Perché Gesù ha sconfitto la morte. Gesù è risorto. Amen. Alleluia. Forse nella nostra vita c'è qualcosa di nascosto che è morte. Vogliamo dire: Signore, voglio vivere. Amen. Amen. Fa che ci sia vita nella mia vita, Signore. Chiniamo il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.